Eccoci qua, Desiree. E anche Bentrovati. oggi siamo qui e ringraziamo il nostro popolo Grazie, che ci segue, grazie, perché abbiamo sempre un popolo, numerosi, dobbiamo il dire, popolo sì. di c'è chi la vuole cotta, è Sì, giusto? sì, è vero. Allora, Desiree, Allora, senti, oggi non capisco di cosa parliamo perché ci sono ingredienti veramente vasti vedi? di tutti i tipi. Dappertutto. Dappertutto. Perché manca l'ingrediente principale. Qual è l'ingrediente principale? All'ingrediente principale ti dico qual è. Io ho preso 1 chilo di farina, ci ho messo il lievito, Sì. ci ho messo il sale, Sì. poi con l'acqua, poi un po' di olio di semi e poi ho impastato ed è venuto fuori questo. Ah, hai fatto il pane. Brava, abbiamo fatto un impasto di pane, ma non del pane, quello da forno, Che più tipo pane da panineria. di pane è? Un pane... Pane da panineria, però... Ok. allora cominciamo a fare... Sono dei una cosa. panini particolari. Cominciamo a preparare i panini, guarda, mi E aiuti? quindi la ricetta è diversa dal pane No, normale? sì, perché qui ci va un po' più di olio di semi. Poi per la ricetta, che non ve la dico adesso, la leggerete a fine trasmissione. A fine trasmissione. Oppure... Allora, io direi che si guardano tutta la puntata Brava. e vedono alla fine la lista degli ingredienti, oppure sul nostro canale YouTube, la Sicilia Play, c'è Esatto. tutta la puntata lì, con tutti i passaggi, Avete le visto ricette, che tutto. brava? C'è stata una settimana Ma che impiegata brava per cosa, imparare ma a non è memoria vero. questa cosa. Non è vero. Mi dovete credere. Guarda, veramente. Abbiamo fatto, come vedi, i Allora, panini. quindi come si fanno i panini? Si fanno delle palline così, Sì, in questo così, modo? in questo modo, vedi? Vedi, basta tenere la mano ferma e con quella giocare con le dita a portare giocare con le dentro. dita e fare questa E pallina abbiamo fatto così questa pallina. bella A cicciotta. questo punto prendiamo una teglia, Sì? è esagerata questa, ma questa ci vabbè, abbiamo e questa ci niente, mettiamo. niente. Mettiamo qua e lo lasciamo andare in... In forno? No! No. Dobbiamo farlo La fai riposare, la fai riposare, ok. Deve lievitare abbondantemente, la facciamo e poi Ma lo non si metteremo faceva in una forno. volta che si facevano lievitare con le coperte sopra? Come si Sì, ma faceva? sai, noi involontariamente ci siamo creati una stufa che è quel cassetto sotto il me l'hai forno detto, che perché c'è il calore. e ce la fa gonfia. È gonfia, Vabbè. oppure ci mettiamo la coperta. Brava, giusto? allora i panini che oggi vogliamo fare E come sono... li fai questi panini? Facciamo Cioè, un panino al cartoccio, E com'è il panino? molto da panineria, te lo faccio vedere. Allora, prendiamo una bolla. Sì? Abbiamo preparato questo che è un trito di ritagli di salumi. Di tutti i tipi? Di tutti i tipi, c'è qua dentro il prosciutto, c'è un po' di salame, c'è la mozzarella. Adesso tu mi gentilmente mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio, mi dai un Quindi è cucchiaio. anche un po' dai uno cucchiaio. svuotafrigo, diciamo. Brava, brava. Allora, prendiamo questo composto e lo mettiamo qua. Allora, trito di salumi. I residui abbiamo Ma detto. c'è anche formaggio? Solo, Sì, solo... mozzarella, quello che vabbè, c'è in salumi, frigorifero. ok, va bene. Quello che hai in frigorifero, però questo lo voglio recuperare così. Perfetto, è quello che abbiamo in frigorifero. E facciamo questo composto che sarà il nostro ripieno. Mi dai per cortesia le ketchup? Mais oui. E le mayonnaise? Brava! Guardate! Non è caduta! Non è caduta, vedi? Che meraviglia! Mi dai un cucchiaio, per favore? Questo lo mettiamo qua. Scusa, e diamo un bel cucchiaio di ketchup. Quindi facciamo la salsa rosa. Così, brava, brava. Un cucchiaio, Hai notato una certa preparazione brava, oggi, no? brava. Mi Proprio- dai un altro cucchiaio? Io non amo sporcare gli ingredienti. Dice tanto io lavo io, mica io lavo lei. E andiamo a fare questo lavoro qua. A mischiare. Mischiamo così, creiamo una bella cremazione. Panino Il panino al al cartoccio che cartoccio. trovate in molte paninerie. Però Ma al dove le trovi? cartoccio- Quelle No, non lo paninerie? fanno. Dove? A Palermo lo fanno? A Palermo moltissimo, però anche qui l'ho visto. Ma veramente? Solo che ti dico una cosa, mentre nelle paninerie prendono la fetta di prosciutto, ci mettono la mozzarella, girano o il brusto, io no, io faccio questo composto, così viene un sapore eccezionale, proprio sono di quei panini che tu insomma non è che lo Non mangi li trovi, no, giornalmente. non lo mangi giornalmente. Prendiamo il prosciutto, andiamo a mettere la fetta di prosciutto così, prendiamo il ripieno e lo accartocciamo in Quindi il questo prosciutto con ripieno, fai una specie di cosa di però involtino? siccome i panini che andremo a preparare saranno rotondi, questo cartoccio non lo arrotolo a mo' di cartoccio, ma lo arrotolo in questo fai modo, tipo un sacchettino. in modo che mi viene un
un cosino di questo, così. Tipo, che ne so, sì, tipo Così, capito? In modo che mi va al centro del panino. un pacchettino, Bravo, dai, tipo un facciamolo, pacchettino. un altro lo facciamo o ne Dai, basta facciamone uno? un altro, 2 Facciamone panini un almeno. altro. Vabbè che tu non devi assaggiare però. Ma perché sto fatto dire non devo Ma perché hanno assaggiare? detto così, che non è carino. Secondo me è una cosa tua, non è una Ma cosa no, mia. ma no. Facciamo quest'altro e adesso gentilmente me lo chiudi tu, dai. Dai, lo chiudo io. Angolo dopo angolo. Angolo dopo Uno, angolo. brava, l'altro opposto, brava, l'altro opposto, brava, l'altro opposto, brava. Così, dai, dammi. L'abbiamo un poco rovinato e ci andiamo a mettere un'altra fetta, che c'è? Così. Lo non si può chiudiamo. aprire per e niente? se no ci fuoriesce tutta l'uscita, capito? E l'abbiamo fatto così, più o meno grossolanamente. Va bene, stai facendo dei pacchettini col prosciutto. Bravo, Dai, sono bravo. curiosa. Poi mi Vediamo dai un quel petto di attimo. pollo? Petto di pollo, ecco. Facciamo un'altra cosa, con il petto di pollo ci andiamo a fare, posalo, prendiamo un coltello che ci serve, che è lo sfilettatore che ci aiuta a tagliare quasi perfettamente, vedi l'acciarino? Non c'è, va Non bene, lo ce vedo. ne freghiamo. E facciamo una bella fetta di pollo così. Questo è un'altra preparazione, un altro panino? Un altro panino, Ok. sì. Andiamo, posiamo questo, lo rimetti a posto se vuoi. Mi fa Scusami un confondere. attimo. Ecco qua, andiamo a prendere una bella patella. Bella. Così, guarda che bellina. Ok. E andiamo ad accendere. Massimo, così. Allora, oggi parliamo di panini. Quindi che Abbiamo stiamo fatto facendo? 2 cartocci in questo Due modo cartocci qua. così. Il petto di pollo lo stiamo andando a fare per farne un altro panino. Ok. E poi faremo un panino letteralmente vegetariano. Vegetariano, bene? dai, va bene. Facciamo così, così rispettiamo un po' tutti. Ok. Mentre questo si sta scaldando, Sì. si è scallato. Che facciamo? Si sta Noi- riscaldando? Ecco, si sta quasi scaldando, dobbiamo andare a fare questo petto di pollo ai ferri. Lo fai ai ferri? Semplicemente Là nella ai padella? ferri, sì. Camera centrale, come stai? Camera No, ci siamo centrale. dimenticati di salutare le Ma che è camere. tua cugina, Camera camera centrale, centrale, camera ma che mia c'entra? e camera di Desiree. Ecco qua, andiamo a mettere il petto di Non pollo. c'è, Lo noi mettiamo cerchiamo qui. di essere professionali, ma perché non che c'è... non siamo professionali ma quando perché parliamo di quello? Le Ma camere perché? non le devi nominare, t'ho Non le detto, devo ma è dominare, una cosa ha interna parlato nostra. la professoressa, ha Ma parlato. certo, le ma che camere c'è? non le Ma devi tu hai mai visto in nominare. televisione Sempre fare una lite tra dire me che e ne lei, so sempre una a lite. Sanremo di camera Perché non ho ascoltato mia Scusa. mamma quando mi diceva con questa donna litigherai Ma la sempre? smetti con questa Così storia di tua madre, che e non mi è diceva vero. pure fammici parlare con Desiree, perché c'ha due... E certo, perché non lo sapeva nominare. Esatto, allora io gliel'ho detto, Desiree, Scusa. c'è mia madre che ti vorrebbe parlare, almeno per telefono non ci vuoi parlare? Va bene, passala, mi ha detto. Le do il telefono, mamma, ti passo Desiree. Lei prende il telefono. Senta che signora, la a finire. Io con lei non ci voglio avere niente a che fare. Un Niente. capello. Così a mia madre. Me la dai Vabbè. la pizza, per favore? Che devo dire? E che lo dovrei dire io che devo dire, Che devo no? dire? Niente. E intanto prepariamo questo ingrediente così, sta andando avanti. Sta andando e lo semplicemente. facciamo andare Allora, fino a qua avanti. ci sono, il petto Fino di a qua pollo ci sei. alla Petto griglia. di pollo. Poi lo sai che cosa andiamo a fare? Abbiamo preparato un poco di conserve, come vedi, che ci siamo fatti a casa le melenzanine sott'olio, i funghi misti sott'olio, un poco di caponata, perché andiamo a fare magari qualche panino un po' di contornini, particolare, giusto? va bene? Qualche contornino. Qualche contornino, hai detto bene. Facciamo fare questo. Quindi queste sono anche delle idee su, per esempio, dei panini. Metti una merenda ai bambini, Bravo, metti oppure come lo vuoi fare facciamo. una cena a base di panini, lo facciamo a Sì, base una di cosa, panini. come si chiama la cena a base di panini? La cena a base di panini. No, è un tipo, che ne so, non mi viene. Adesso quando Vabbè. ci penso te lo dico. Come vabbè. si chiama? Non mi viene. Allora, quindi abbiamo spiegato più o meno Vai. la preparazione del pane in pasta, abbiamo detto che poi sempre alla fine della Brava. puntata c'è la ricetta con tutte le A dosi questo punto, sai e che tutti gli facciamo? ingredienti. Prendiamo il nostro pane, E abbiamo fatto, lo guarda. schiacciamo così, Guarda che meraviglia. così, Quindi lo lascio un po' lievitare a pallina così, e poi lo schiacci. così. Dopo che così lo possiamo fare lievitare un altro poco, ma noi per correttezza lo mettiamo Lo mettiamo in forno. forno.
e Ma lo lasciamo quindi cucinare per poi una ventina lo di mettiamo minuti. dentro il panino questo. Lo mettiamo dentro il panino, ma ti faccio vedere poi come appena i panini saranno pronti. Come abbiamo fatto questo? A questo abbiamo messo un trito di salumi di veramente svuota frigo, abbiamo Sì. messo un po' di ketchup, un po' di maionese e abbiamo creato una fatto salsa questo, rosa. E no? abbiamo fatto questa algama di qua che viene. L'abbiamo messa a fagottino nel prosciutto dell'algama e l'abbiamo fatta. Adesso che questo pollo è pronto, io andrei a mettere Cosa gli un metti? pizzichino di sale. Un po' di sale. Mi presti un pizzichino di sale? Così, guarda. Abbiamo messo il pizzichino di sale, prendiamo un piattino e lo mettiamo da parte, perché questa è un'altra Quindi preparazione. sono 3 tipi di panini che facciamo noi oggi. A questo punto, nella questo stessa punto che padella, facciamo? ti faccio vedere che cosa facciamo. Cosa fai? Prendiamo un po' dei nostri sottotretti. Cosa vuoi, quelli? Quelli. che cosa sono queste, Vieni, melenzane? vieni. Queste sono melenzane. E le mettiamo qua, guarda, così. Poi mi dai un po' di quei funghetti tralala. Questi funghetti tralala. Sì. Guarda, li prendiamo così e li stiamo mixando insieme alle melenzane. Come? Cosa ho detto? Melanzane. Brava, perché io ho detto Melenzane. ed è sbagliato. Capito? Allora, senti, queste sono delle cose che hanno tutti a casa, no? Sì, Cioè, dai, c'è chi se li fa, ma c'è chi invece... Tu te le fai? Certo, io non se le faccio tutto, la Li fatti tu salsa. questi? Sis, li hai fatti tu questi? sis. Poi, no? Sì. poi ti faccio... Perché li sto scaldando? Perché voglio dare un sapore diverso e voglio fare anche sparire, non in tutte e due perché nei funghi non c'è aceto, ma nelle melenzane c'è l'aceto. C'è l'aceto. E voglio fare sparire un poco di questo aceto, perché tu lo sai, con il calore l'aceto evapora. Bene, quindi Bene. stiamo facendo questa preparazione. Abbiamo questa è quasi messo pronta. funghi sott'olio Esatto. e melenzane Sott'aceto. sott'aceto. Sott'olio con un po' d'aceto e le abbiamo fatte sfumare un pochino. Senti che profumo? Sento, sì, come no. Puoi correggerle come vuoi. Queste le tolgo? Sì, le puoi togliere. Questo lo poggiamo qua e andiamo a prendere questo nostro composto. Bene. Bene, questo è un panino, questo condimento ce lo andremo a mettere insieme al pollo. Al pollo, Va ok. bene? Questo Quindi, nel frattempo un altro abbiamo passaggio com'è? un altro passaggio che abbiamo grigliato grigliato le verdure verdure. per fare un panino assolutamente vegetariano. Ma Ok. i vegetariani Sì. mangiano il derivato e allora noi che cosa facciamo? Mettiamo un po' di In quello scamorza. vegetariano andremo a mettere un po' di scamorza affumicata. Ne tagliamo qualche fetta. Così. Potremmo usarla anche per qualche altro panino. Va bene, la vedremo. mettiamo da parte. La mettiamo da parte. Poi questa paesanella qui che è Bella, meravigliosa. bella, bellissima. Ce ne facciamo qualche fetta. Guarda. E se mi prendi il coltello per affettare, Qual è il ci coltello viene per anche affettare? meglio. Questo di qua. Guarda. Ma che è? Affettatrice? Mamma mia, niente. Ma che è E affettatrice? che cos'è? La Scusate. macchina quella della salumeria? Ma che è affettatrice? Tu lo sai che una volta il salame non si tagliava a macchina Perché? perché il calore della lama rovinava il sapore, per cui veniva tagliato a coltello, sempre così, guarda. Così. Scusa, eh? Perfetto, perfetto, devo Scusate, dire. chiamatemi affettatrice. Perfetto, Chiamatemi devo dire, affettatrice. sì. Questo lo riposiamo. E intanto, Allora. come vedi, ci stiamo mettendo tutti gli ingredienti Dai. qui per poi fare le preparazioni dei Sì, panini. sì. Io ritengo che, Cosa? vediamo se lei è capace, perché il Di fare cosa? problema è che non ci arriva sempre, che capito? cosa? No, no, Di fare no. che? No, No, questa- Dicevi cosa? Dai, se lei è capace di fare che? Hai visto? Chi cucina, chi mangia? Mangia lei e io lavoro come un pazzo. Che stai spiegando? Allora, sì, stavo spiegando che allora faremo questi tipi di panini. Al cartoccio, con il pollo. Questi sono ingredienti che decideremo se aggiungere o no. non aggiungere. Abbiamo anche del bacon, che io tradizionalmente però il bacon Sì. io lo andrei a steccare per qualunque motivo. Va bene, Va bene, croccante perché quindi. il bacon croccante è indubbiamente un'altra cosa.
Sei d'accordo in Sì. questo, Desiree? E poi devo dirti che sono anche ingredienti piuttosto semplici. Sì, sì, ma noi, Gioia, il nostro programma, sai perché è così seguito, perché piace? Perché noi facciamo ricette che si possono E fare la in gente casa. può, ma sai che tanti me lo dicono? Io le faccio tutte, una signora mi ha incontrato e mi ha detto io le faccio tutte, solo la domenica guardo il vostro programma, so già cosa devo cucinare. Camera Centrale, io devo dire una cosa, lo devo dire a tutti i nostri teleascoltatori e telespettatrici, scusate. Sono felice perché voi fate le nostre ricette, ma la cosa incredibile, sapete qual è? Che le Cosa? fa anche lei. Io cosa Lei faccio? che con la cucina non ha niente a che vedere, Capito? fa le ricette. Ma io ho un capito? libro, io ho l'agenda Sì, quella sì. lì, la Sicilia. La Sicilia c'è. Ecco qua, Vero. guarda. Cominciamo a mettere Dove mi questo, scrivo quelle che mi piacciono di più. questo e stecchiamo questo Allora, quindi meraviglioso dicevamo, bacon. ingredienti tutti più o meno reperibili, tutti Sì. più o meno che abbiamo a casa giornalmente o comunque E poi diamo anche un consiglio per svuotare il frigo. diamo ti pare anche un niente? consiglio, esatto, sì. Svuotiamo il frigo. Vediamo un attimo cosa esce fuori, quindi panino al cartoccio, Il panino col pollo che poi lo andremo a condire in un certo panino col modo. pollo, Va bene. E poi vegetariano. facciamo una cosa. Cosa facciamo? Consigli per gli acquisti e poi ripartiamo. Ah, è già il Che momento? dici? Dai, È il nel momento. frattempo stecchiamo il Sta bacon. steccando, Sta poi ve lo faremo steccando. vedere in un piattino steccato. Arrivederci, Così consigli per i diventa. consigli. Allora, Abbiamo finito di steccare il bacon. il bacon e lo metto qui. E lo metti qua. Come vedi non cambio padella. Non cambi padella. Lascio la stessa. Perché abbiamo spiegato, è importante, certo, questo, i sapori, questo l'ho le imparato, cose. sì, rimangono Allora, tutti senti i una sapori. cosa, vado a prendere il pane che Dai. già nel frattempo si è coccuato. No, si è cucinato il pane Sì. già, dai, valla a prendere, sono Mi curiosa. dai uno straccetto per favore, se non mi brucio, Ma grazie. certo, a te. Grazie. L'hai comprato al panificio, dai. La odio sta donna. Dimmi la verità. La odio, mettilo qua. Toccalo, toccalo che l'ho comprato al panificio, toccalo. Vabbè, l'hai riscaldati qua, non è Esatto, sì, possibile. sì. Tieni, Cioè, perfetti, sembrano... tieni. E questo lo possiamo togliere. Vabbè, allora, Questo è acceso. e lei è accesa, Adesso ti faccio quindi... vedere una cosa. Prendiamo il panino. Prendiamo il panino. Tagliamo il panino. Ci vuoi la mollica o senza mollica? Con la Come vuoi mollica. tu, guarda. Guarda che bello, guarda. Prendiamo il panino, andiamo a sporcare appena Di maionese, quindi seguite benissimo questi passaggi, dai, fondamentali. maionese un po' da di un maionese. lato. La differenza però posso dirlo, la differenza in questa, per esempio, puntata di oggi è il pane fatto da te. certo, Anche, certo, soprattutto. certo. Mm? E un poco di ketchup qua, non molto. Diciamo QB, va bene? Un po' di ketchup e un po' di maionese. Poi Poi guarda che facciamo, my dear. Prendiamo questo, il cartoccio che abbiamo preparato e lo Qua. scaldiamo, no? Quindi il prosciutto viene Qua. abbrustolito. e Sempre nella l'interno- stessa e padella. l'interno si arravi milanesce. Si cremifica, Bene. si cremifica, si può dire? Brava, apriamo anche questo. Mm. Questo ci servirà per il pollo. Dai, E ti faccio vedere cosa faccio. Scamorza, sempre lì. qua. E nel frattempo sta andando. Se dobbiamo mettere questo in un panino tondo, Sì, bisogna d'accordo? tagliarlo. Penso che tutte le famiglie abbiano un coppapasta in Sì, casa. certo. E io ce l'ho pure. Andiamo a girare. Allora, quindi questo cartoccino che abbiamo fatto Guarda col che prosciutto. cosa abbiamo fatto. Altro che maiardo. Ma guarda. che cartoccio, cioè, qua è una bontà pazzesca. Guarda. Non era altro questo che la fetta di prosciutto. Dentro avevamo fatto un trito Quel di composto. salumi e l'avevamo mischiato con la maionese, giusto? Brava. Avevamo messo anche il ketchup, non mi ricordo. Sì, ketchup e maionese. Ketchup e maionese. Ora che abbiamo un po' coppato questa carne, Coppiamo il petto di pollo. abbiamo coppato, e intanto andiamo, per il petto di pollo andiamo a mettere prima di tutto le fromage, Questa cos'è? Scamorza affumicata? scamorza affumicata, guarda che... Mamma mia. Ecco. Poi ti ricordi quel composto che noi Dov'era? Dov'era mettessimo? messo? Là, Dov'è? guarda. Dov'è? Guarda. Ah, Là, è questo, là, là. ecco. Ecco qua. Questo cos'era? Abbiamo preso dei funghi sott'olio Brava. e delle melenzane sott'aceto e le abbiamo Brava. appena scaldate, sempre nella stessa padella. Brava.
perché il nostro maestro ci insegna che tutti i sapori, giusto? Si algamano, come dici tu? si algamano, si amalgamano. si almagangano, Si si algamano. Vabbè. Guarda, il primo panino, diciamo, potrebbe essere pronto, ma non lo è. Ma non lo è. E lo mettiamo qua, però togliamo questo. A questo punto prendiamo il nostro cartoccio, guarda, lo andiamo a posizionare E lo mettiamo qui. così. Che manca? Aspetta, in questo cartoccio io ci andrei a mettere però non steccata, non cotta, ma andrei a mettere questo. Un po' di scamorza così? Sì, quel tanto che mi dà quel sapore, sai, di non so che di Di che. non so che di che, va bene, ci Capito? sto. Come stai notando non ho usato pomodori, non ho usato lattuga, voglio lasciare le cose Che un po' puntata così. è Va questa, bene? ragazzi? Niente. Il cartoccino lo chiudiamo e anche questo potrebbe essere pronto e lo mettiamo qui, guarda, qui così. A questo punto A questo prendiamo punto, un altro dai. e ci andiamo a fare un vegetariano. Sì? Sei d'accordo su Sono questo? d'accordo, sì, assolutamente. Ok, ma guarda che colore, guarda, è meraviglia. Pazzesco, guarda, è perfetto. Ragazzi, ma chi Vabbè. ci crederebbe? E allora, vegetariano cosa mi occorre? Dell'olio d'oliva, innanzitutto. Certo. Un poco di olio di oliva. E lo mettiamo qua appena, per bagnare un attimino. il Appena pane. appena. Appena così. Poi, Dopodiché, mettiamo un misto. Qui andiamo ad adagiare, guarda. lo tengo io, vuoi? No, me la prendi la caponatina. La caponatina. Mi prendi una forchetta, guarda, e di base ci vado a mettere la caponatina, che non è altro che un richiamo di tutte queste verdure che stiamo andando a mettere. Certo. Così, e tu vuoi là. Questa è la base. Poi? Sulla base io mi ci vado a mettere una bella fetta di Melanzana melanzana, grigliata. una bella fetta di zucchero e un bel Zucchina. pezzettone, sì, È un bel pezzo di peperone. di anche peperone fatto, che lo metto giusto? qua e qua, così Ok. e così. E siccome, siccome- i nostri amici vegetariani un po' di fromage lo gratano, gli andiamo a Un po' di mettere scamorzina gliela mettiamo. questa così e poi lo chiudiamo così. Aspetta, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Cosa ti sei dimenticato? Importanti, dovevo dare un po' di croccantezza al pollo. Ah, ecco, avevamo detto è finito, sembra finito, ma non lo è. Mancava questo. Brava, ecco qua. Perfetto. Come Perfetto. vedi, il salame. Abbiamo Ci ancora rimane il un altro salame. panino. L'altro panino che andremo a fare, guarda com'è. Tagliamo. Posso togliere questo? un Dai, attimo? vai. Sì. Allora, questo sarà il panino panino. E Panino, basta. proprio, panino. Panino, delle belle fette Panino, di bello salame. panino col salame. Così, questa scamorza che ce l'abbiamo e la utilizziamo. Cosa sto facendo? Ma vuoi Sai mettere il cosa panino sto col facendo? salame, però, ecco, vedi, perché... E sai cosa sto facendo? Cosa Vi stai farò vedere facendo? un panino pazzesco, provatelo ma è buono. Cosa? La melenzana, la zucchina, un poco di sale, un pochino di olio, così, così, Sì? chiudiamo, E basta? basta. Casareccio, Proprio il possiamo panino dire? casareccio che vi ho detto, nel Ma- salume ci mettete la melenzana, ma dai, ci No, ma mettete... poi, sì, sì, dicevo, ci vuoi metto la mettere il melenzana. piacere di farcire un panino Ma che hai fatto ma tu? voglio dire una o cosa, no? però. Quando in una cena ti presenti con questi panini, puoi invitare la gente, dice stasera Puoi mangiamo invitare, panini, ma che certo, panini? certo, se vuoi il Fai panino un lo misto compri al così. panificio, forse- Certo, fai un misto così è veramente gradevole. Lascerei Allora. tutti gli ingredienti qui, diamo un attimo una pulita, veloce, Facciamo- dai una pulita insieme a me, dai. Dai, prepariamoci per E faccio sempre l'assaggio. tutte cose io, ma lei non tocca Dai, niente. prepara dai, anche questa, prepara tieni anche grazie. questa, dai, pulisci, sistema. E allora? Che mi Che dici? dire, guarda, veramente. Allora, abbiamo fatto il pane. Stupendi, molto abbiamo belli. passato farina, olio di semi, sale, un po' di zucchero, il lievito, poi vi do le dosi che le vedrete a fine E poi abbiamo detto, trasmissione. aspetta, che comunque sia una ricetta di
Un pane in pasta un po' più particolare perché serve proprio per i panini. C'è Più qualche lieva soffici, non è il differenza? pane del forno, una lieve differenza, poi nelle dosi Ci sono lo delle vedrete. piccole differenze, quindi seguitela esattamente così. Poi abbiamo steccato un po' di bacon che abbiamo messo in un panino Sì. e abbiamo fatto un panino al cartoccio. Abbiamo Ok. macinato i salumi, dillo dai, dillo. Macinato i abbiamo salumi. macinato i salumi e poi abbiamo messo Abbiamo un po'. messo- Dillo tu. Lo dai. dico io o lo dici tu? No, no, dillo tu. Lo dico io. Abbiamo messo un macinato po' i di salumi, ketchup e maionese. No, dillo tu. No, non parlo più, No, parla tu, dai, parla. Panina al cartoccio, come l'abbiamo fatto? Abbiamo messo il tritato prosciutto, un po' l'abbiamo di... fatto. Parla, se non parli, scusa! Sto parlando, I se tempi lo- morti in televisione non ci devono essere. Guarda, Che c'è? Chi è morto? il tempo, c'è un tempo morto. Oddio. Quanto è scemo, quanto? Camera centrale, sono scemo. Vai, camera centrale. Allora no, però devo dirti una cosa, sono bellissimi sti panini, bravo, bravo. E sono anche degli abbinamenti, se posso dirti, un po' insoliti. Insoliti, però poi ve ne accorgete. A Ah, questo punto cosa dobbiamo lo fare? dico io, c'è la piastra, penso degli Riandiamo a piastri. certo, Dai. però ci prepariamo un piatto di accoglienza, come si suol dire. Dobbiamo Dai, questo accogliere ci sta. questi panini, è giusto? Questo va allora, bene, mettiamo questo il ci piatto sta. d'accoglienza qua e cominciamo con il vegetariano. Sì? E lo mettiamo easy. Con il vegetariano. Poi il pollo. pollo, bacon e scamorza, cosa Yes. c'era qui? Il cartoccio. Il cartoccio. La scamorza nel pollo però è cotta, l'abbiamo cotta. Ok. E il salame. E poi il panino, salame. contadino, chiamiamolo. Dai. Ti piace contadino? Pianino E contadiniamolo, dai. Mm. Teniamo un attimino il tempo che si facciano le righe. Le righe. Le righe si fanno. Quindi qualche dai, minuto? ricapitoliamo, vai, dillo tu. No, dai. perché poi tu non mi fai parlare. Dai, no, ti faccio scherzi. Dai, dillo, che abbiamo dillo. fatto? Abbiamo preparato tanti tipi di panini Esatto. oggi. Quali sono? Quali erano? Il primo è il panino al cartoccio. Poi abbiamo fatto quello con le melanzane. Vai, stai, dillo, non vuole parlare. Abbiamo fatto il panino al cartoccio, gli ingredienti erano la scamorza e questo cartoccio particolare, secondo me piace molto ai bambini questo, sai? Certo, il cartoccio sì, te lo garantisco. È vero te lo no, perché garantisco. c'è maionese, il prosciutto. C'è un po' di così. Sì. Allarghiamo. Pronti. Signori. Che devo dire? Anche parlare di un semplice panino, signori, ha il suo perché. Cioè, dice E che voilà. avete fatto panini, sì, ma non è che Ecco sono qua. panini come capita. Registro, li vedi? Registro, come sono? Ah, camera 5 li vedi? Camera 5 che poi è la mia centrale, ma gli hanno cambiato nome, sta cosa non mi piace Camera proprio. 5. Allora, io andrei a tagliare il primo panino e taglierei quello al cartoccio. Quello a cartoccio. Vuoi questo? Ti serve questo? No, un coltello lungo. Prendo il coltello da taglio, dove l'abbiamo messo? Ce l'hanno Quello? tolto. Va bene questo, dai. Guarda, andiamo a tagliare il panino, che possiamo dire pane nostrum. Scusate? Guarda che cosa sta facendo. Che dire, ragazzi? Serviva per farlo guardare. Mi tocca. Serviva per farlo guardare. Camera centrale, ma possibile sta vita? No. Mm? Me li sono messi qua, guarda. Ah, ecco. Si era premonito anche questo. Cioè, Com'è? non è che hai capito. Dice che avete fatto i panini, no? Sì. Poi tagliamo quello con il pollo, Ah. nel frattempo può essere che tu la smetti di mangiare. È buono. Cosa che facciamo? Sai che non la sapevo sta storia del cartoccio? E ora te l'ho Ma detto. dove l'hai sentita? Ma dove l'ho sentito? Ragazzi, ma siamo uomini o caporali? Ti ho fatto un quartino così lo assaggi meglio, va bene? Ma sì, come fate è preoccupata a mangiarsene metà? È preoccupatissima. Va bene, questo lo mettiamo qua. Questo lo tagliamo di nuovo così. E lo mettiamo qua. Ci torno Mangiati il dopo, dai. quartino. Questo Allora. magari da qui lo spostiamo, lo mettiamo qua. Questo è il quartino Panino al che puoi cartoccio. assaggiare. Superlativo, devo dire, Puoi ragazzi. assaggiare. Quel sistema di fare quel cartoccio in quel modo. Questo lo Questo mettiamo cos'era? qua. Quello col pollo e il bacon? Sì, e questo è il vegetariano. E voilà. Il vegetariano lo mettiamo qua. E scopriamo il sipario. Registro.
Regista, te la immaginavi una cosa del genere, no? E poi il pane, Ecco qua. Poi quando vuoi puoi assaggiare il vegetariano, va bene? Gioia mia non mangia niente. quello prima. Il sacrificio che fa per assaggiare. Il No, contadino questo. c'è prima. Il contadino assaggia questo, il vegetariano, assaggia il vegetariano, il vegetariano assaggia il vegetariano. Questo? Sì, questo lo mettiamo di là. Così. Dai. Cosa hai messo qua, me lo ricordi? C'è le melenzane, la caponata. Guarda che succulento. Ce ne fosse uno che dice, sai, Possiamo fare un fast food? sì, Da Totino e Desiree. ma da Totino e Desiree, i panini più meglio che c'è. Come ti sembra? Bene, adesso salutiamo, però con la bocca chiusa, non si mangia. c'è Dillo da tu, implorare. di fare il fast food com'è, Allora, come il deve fast food essere. da Totino e Desiree, il panino più meglio che c'è. Abbiamo un sacco di idee, Arrivederci. panini, cose. Mi raccomando, ogni giorno, guardateci, Ci siamo. ci siamo. I panini. Allora, se vogliamo fare dei panini di serie A spettacolari, facciamo il pane anche noi, dai. Per il pane facciamo 500 g di farina 00, 25 g di lievito, 10 g di sale, 5 g di olio di semi, 300 g di acqua e lì poi avete visto come si fa il procedimento. Facciamo il panino a cartoccio. 100 g di trito di prosciutto e mozzarella, 5 fette di prosciutto cotto, maionese e ketchup. Panino vegetariano, una melenzana grigliata, una zucchina grigliata, un peperone grigliato, 300 g di caponata e 150 g di scamorza affumicata. Panino con le conserve, melenzane sott'olio, quelle che vi servono per fare i panini, funghi sott'olio, anche loro quanto basta, 100 g di salame e 100 g di scamorza.